Autonomia, andiamo avanti fiduciosi, la partita deve arrivare entro l'anno in Parlamento, così Luca Zaia a 4 anni esatti dal referendum del 22 ottobre 2017. E alle 21:15 su Antenna 3 una serata speciale proprio con il governatore a 4 anni dal voto, Zaia tu per tu sugli obiettivi per l'autonomia e le prossime sfide del Veneto. Un'altra vittima sul lavoro, operaio padovano di 61 anni, muore travolto da un vagone ferroviario in un capannone adibito a officina meccanica, la tragedia nel Rodigino. Diplomi e titoli di servizio falsi per scalare le graduatorie del personale ATA, 101 denunciati, 2 milioni di euro di danno erariale, terremoto nelle scuole della Marca. Arrivano le manifestazioni No Green Pass, solidali a Trieste, domani pomeriggio corteo a Belluno, a Padova manifestazione solo statica, a Treviso confermato invece il passaggio tra le vie della città domenica. Oggi a Schiavoni funerali della sindaca Mirella Cogo, in tanti a dare l'ultimo saluto alla prima cittadina scomparsa 3 giorni fa. Il centenario della sezione ANA di Treviso entra nel clou delle manifestazioni dal 29 al 31 ottobre, una serie di grandi eventi che culmineranno con lo sfilamento delle penne nere per le vie della città che Antenna 3 seguirà in diretta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la politica e non potrebbe essere altrimenti. 4 anni esatti, 4 anni fa il referendum per l'autonomia del Veneto. Una partita ancora aperta con il governatore Luca Zaia che si dice fiducioso. Servirà un passaggio in Parlamento entro la fine dell'anno. Queste le sue parole. Resta un referendum con 2.273.000 veneti che hanno messo giù una pietra miliare, una pagina di storia, che è quella che oggi ci dà la forza, come sostenevo io quando qualcuno diceva che non serviva il referendum, ci dà la forza nelle trattative. A 4 anni esatti dal plebiscito autonomista, Luca Zaia rilancia e lo fa dai nostri studi con il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Sarà un autunno di lavoro sia da un punto di vista tecnico-normativo che politico. E io sono moderatamente fiducioso, nel senso che in questa fase, posso anticipare, si sta discutendo di norme finanziarie. Dopodiché parliamo e parleremo anche delle competenze e cercheremo di capire se troviamo un accordo, perché la Costituzione dice che l'autonomia prende corpo, si concretizza con la firma dell'intesa, cioè la firma dell'intesa tra la Regione e il Governo. Un primo obiettivo può essere fissato entro la fine dell'anno. Sarebbe già un bel risultato pensare di portare a casa, diciamo, il provvedimento che ci autorizza ad andare a chiudere la partita dell'intesa, perché prima c'è un provvedimento che deve passare quantomeno in Parlamento. Conferma anche la richiesta delle 23 materie. Luca Zaia, come arrivarci lo diranno i prossimi passaggi politici. La richiesta resta, dopodiché nella trattativa ci possono essere 3 alternative. Non vi diamo 23 materie e questo diventa un grosso problema. Vi diamo subito 23 materie, ringraziamo e magari gli offriamo anche uno spritz, come diremmo noi veneti. Terza, mi perdoni la battuta, terza soluzione, vi diamo le 23 materie, o meglio siamo disponibili a trattare su 23 materie con la gradualità. Staremo a vedere cosa viene fuori. Certo è che se oggi parliamo di queste cose, lei mi sta chiedendo di norme finanziarie, di 23 materie e altro, è perché abbiamo fatto un referendum, perché siamo andati avanti con la trattativa. Consideri che abbiamo perso 2 anni con il Covid. Emergenza non ancora finita, con tutti i risvolti che ne derivano, vedi Green Pass e proteste di piazza in programma per il fine settimana anche in Veneto. Penso che sia fondamentale garantire democraticamente a tutti di esporre le proprie idee, anche se tu magari non le condividi. Però è pur vero che chi manifesta deve rispettare le regole e la legge. Autonomia e non solo, quindi, in un'intervista a 360 gradi, la prima in studio dopo tanto tempo e a prova di Green Pass. Stasera quindi su Antenna 3 a partire dalle 21:15 l'intervista del vice direttore Ferdinando Avarino a Luca Zaia sui temi caldi di questa complicatissima stagione, dall'autonomia alla gestione del Covid, tra Green Pass, tamponi e proteste di piazza. Intervistato da Avarino, Zaia ha ripercorso i quasi 2 anni della pandemia e tracciato le prospettive per il prossimo futuro, un quadro di crescita ancora contrassegnato però da tanta incertezza. Appuntamento a partire dalle 21:15 su Antenna 3. La cronaca ci porta in Polesine per un'altra vittima sul lavoro, un operaio padovano di 61 anni è morto stamane a Loreo. La vittima è Paolo Merlin, 61 anni, di Stanghella, dipendente della Logica di Udine, azienda specializzata in attività di manovra ferroviaria. L'uomo intorno alle 11:30 era impegnato all'interno della ditta Adriatica SPA di Loreo in strada Dogado. L'operaio lavorava in un capannone adibito a officina meccanica. Per causa ancora in corso di accertamento, Merlin è stato travolto da un
un carro ferroviario in movimento. I traumi sono stati letali quando è intervenuto sul posto. Il personale del 118 non ha potuto che accertarne il decesso. In strada ad Ogado sono intervenuti i carabinieri di Loreo e il personale dello Spisal dell'ULS 5 Polesana. Area aziendale, capannone e vagoni ferroviari sono stati posti sotto sequestro. Adesso sempre per la cronaca andiamo nella Marca per un vero e proprio terremoto nelle scuole del territorio. Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di 101 dipendenti, soprattutto collaboratori scolastici. Vediamo perché. C'è chi ha presentato titoli di studio falsi o conseguiti in veri e propri diplomifici, tutti concentrati in campagna tra Salerno, Benevento e Avellino, chi ha indicato esperienze lavorative fantomatiche in scuole paritarie improbabili, il tutto per fare curriculum e avanzare nelle graduatorie, scalzando così tanti candidati onesti. È un terremoto quello che si è abbattuto sulle scuole della Marca in un anno già difficile sia per il Covid che per la carenza di supplenti. 101 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso dopo una lunga attività investigativa, soprattutto collaboratori scolastici ma anche amministrativi e tecnici che avevano partecipato al bando 2017-2020. In tanti casi lo stesso voto finale dichiarato raggiungeva con impressionante facilità l'agognato 100. Da qui il nome dell'operazione che ha preso il via proprio da alcune segnalazioni dell'ufficio scolastico provinciale. 101 e lode è un voto inesistente, naturalmente, lo sappiamo tutti quanti, quindi già questo è sintomatico dell'essenza di questa operazione che riguarda diplomi e titoli di servizio falsi. Dei 101 collaboratori la quasi totalità proviene da Campania e Calabria, 2 le signore trevigiane coinvolte, una di Castelfranco, l'altra di Conegliano. Anche loro erano passate attraverso questi diplomifici campani sui quali si sta indagando da tempo. Età media dei furbetti tra i 30 e i 40 anni, la maggior parte uomini. Su tutti pende l'accusa di falso ideologico, ma soprattutto la possibilità di restituire le somme finora percepite per un ammontare di oltre 2 milioni di euro. Questo è il danno erariale che potrebbe essere loro contestato anche dalla Corte dei Conti. Buona parte dei denunciati però è ancora al lavoro, tutti retribuiti in attesa che si esprima la giustizia. Un altro piano, il piano civilistico amministrativo che porterà poi l'ufficio scolastico provinciale a prendere i provvedimenti di competenza. In alcuni casi la falsa attestazione è risultata grossolana, per non dire tragicomica. In 3 hanno indicato come recapito telefonico dell'istituto di provenienza il numero di una gioielleria di Vibo Valencia. Di certo l'indagine è destinata a espandersi a macchia d'olio in tutta la penisola. Chiaro che il sistema non riguardi solo la Marca. L'operazione non si ferma qui, naturalmente. Da adesso in poi noi attiveremo tutti i nostri comandi sul territorio nazionale segnalando questi istituti che si sono prestati a questa opera. I temi del Covid ci portano nel Padovano, dove c'è la situazione forse più delicata e attenzionata. Si sta infatti notando un aumento dei ricoveri. E registriamo questo aumento, diciamo così, di ricoveri. È un aumento quello che abbiamo notato ieri di 5 casi, quindi giornaliero, non dà ancora una tendenza settimanale, lo vedremo tra qualche giorno, però ci sono questi ricoveri che sono in numero, come dire, giornaliero maggiore che in altri tempi, insomma, nelle settimane scorse o nei mesi scorsi. Quindi attenzione molto alta. Continuano a crescere i ricoveri all'ospedale di Padova, lo conferma il direttore generale Giuseppe Dalben. Solo ieri sono stati 5 i pazienti ricoverati per Covid. Ora sono 24 in area medica, 10 in terapia intensiva, 4 in subintensiva. Questo rialzo mostra come l'emergenza non sia finita e che è importante che chi non si è ancora vaccinato lo faccia. Stiamo valutando un po' anche il tema di questa variante Delta Plus, noi non la stiamo ancora riscontrando, però insomma è un tema che stiamo attenzionando. Mentre stanno iniziando le vaccinazioni dei sanitari con la terza dose, continuano anche le sospensioni per quelli inadempienti. Sono 126 i sospesi, 2 i medici, i restanti sono infermieri e personale sanitario diviso in modo eterogeneo in tutti i reparti. Siamo saliti a 126, quindi un balzo notevole in avanti. Sì.
Intanto si preannuncia un sabato e anche una domenica di mobilitazione per il popolo No Green Pass in Veneto, e questo in solidarietà ai portuali e non solo ai manifestanti di Trieste. Questa la situazione a Padova. Nessun corteo per il No Green Pass, ma una manifestazione statica in piazza Eremitani tra le 16 e le 20. È quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in prefettura in vista di un sabato denso di manifestazioni, tra cui il convegno all'università, dove era stata annunciata la presenza del ministro Lamorgese, che invece si collegherà solo in videoconferenza. Sono tutte ovviamente attenzionate e con un congruo numero anche di personale delle forze dell'ordine. Abbiamo la manifestazione, un grande evento che si terrà presso l'università, un'altra davanti al comune e poi quella del presidio fisso del movimento No Green Pass. Però ecco, laddove c'è il dialogo ovviamente si suppone che tutte le varie asperità, le criticità vengono superate. Si confida nel rispetto reciproco, l'auspicio è quello della collaborazione dei movimenti No Green Pass e No Vax per tutelare al contempo la loro libertà di manifestare, il proprio pensiero e la necessità di sicurezza pubblica. Collaborazione che è stata la bandiera del questore Fusiello, la prima donna in carica a Padova, che si appresta a lasciare la città del Santo per dirigere la questura di Bologna dopo 1 anno e mezzo. Ho lavorato molto, ma la grande soddisfazione è di aver raccolto diverse istanze dei cittadini per le criticità che erano presenti nei loro quartieri. La cosa bella che mi porto con me è l'esperienza padovana, laddove ho riscontrato una collaborazione non soltanto fra tutte le istituzioni, prefetto, questura, le altre forze dell'ordine, da parte del sindaco, da parte dell'assessore alla sicurezza, da parte anche della stessa polizia locale, ma forte collaborazione anche da parte dei cittadini. Qui arriverà Antonio Sbordone, attuale questore di Perugia. Dunque, manifestazione solo statica a Padova, ci sarà invece un corteo nella città di Belluno, Treviso domenica. L'appuntamento è domenica e ci sono anche delle tensioni tra il comune e la prefettura che di fatto ha autorizzato l'evento. Credo che in questo caso si poteva anche sospendere l'iniziativa. Chiara la posizione del sindaco di Treviso. La manifestazione contro il Green Pass di domenica prossima non si doveva autorizzare. Detto questo, e dopo i commenti di ieri, questa mattina è stata la volta di aggiustamenti, in particolare sul percorso, i possibili punti di contatto tra manifestanti e gli altri numerosi eventi in calendario. La manifestazione e tutte le iniziative della città dovranno comunque convivere e quindi l'appello è quello al rispetto reciproco e soprattutto tenere bassi i toni. Ognuno farà quello che deve fare, manifesterà ciò che deve manifestare, però il rispetto tra persone non deve assolutamente mancare. Tra le righe comunque si percepisce l'irritazione di Cassugana per il via libera deciso dal questore, mentre dalla prefettura un certo risentimento per un permesso rilasciato in accordo con il comune. Del resto, percorso e iniziali tempistiche, sottolineano dal Palazzo di Piazza dei Signori, sono state discusse durante un incontro tra tecnici e se c'erano rimostranze da sollevare c'era anche l'occasione del tavolo tecnico di giovedì scorso. E adesso, concludono dagli uffici governativi, tornare indietro significherebbe alzare inutilmente la tensione con i manifestanti che finora si sono dimostrati, a parte qualche episodio con la stampa locale, sostanzialmente corretti. Un giudizio che però non tranquillizza per niente il sindaco Conte, alle prese con una domenica quantomeno affollata. Ci sarà una città strapiena di gente e in contemporanea ci sarà anche un corteo lecito, per carità, dei No Green Pass che comunque dovranno venire in città, una città che è chiusa, che dovranno trovare parcheggio, dovranno manifestare, si sovrapporranno da un punto di vista di spazi con altre iniziative e questo francamente un po' mi dispiace. E che sul tema ci sia tensione lo dimostra anche l'atto vandalico subito dalla sede del Partito Democratico a Portogruaro. Dalla CGIL del Veneto arriva un appello preciso ad abbassare i toni.
Danneggiata la scorsa notte la sede del Circolo del Partito Democratico di Portogruaro intitolato ad Aldo Camponogara. È stata asportata una vetrofania apposta in occasione dell'intitolazione della sede al politico e poco distante trovato anche un volantino anonimo con ingiurie. Il fatto è molto grave, ha scritto il PD di Portogruaro in una nota, anche perché non è la prima volta che il circolo denuncia alle autorità competenti e al sindaco l'affissione di manifesti fascisti e abusivi in città. Solidarietà dai consiglieri regionali del partito, dai parlamentari veneziani Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani e dalla CGIL, vittima a sua volta di un attacco durante la manifestazione No Green Pass a Roma. C'è un clima molto preoccupante. Le istituzioni, almeno dal 9 di ottobre, dopo quello che è successo a Roma, devono alzare la guardia al massimo per tutelare il sindacato, la politica, i partiti, i luoghi più sensibili in questo momento. Ma soprattutto, ripeto, la politica tutta deve dare dei segnali di distensione rispetto ad una polarizzazione che non fa bene a nessuno. Ecco perché, pur ribadendo l'appello ad andarsi a vaccinare, Ferrari lancia un messaggio al governo, in particolare sulla questione Green Pass nei luoghi di lavoro. Noi eravamo addirittura per l'obbligo vaccinale. Ovviamente da gestire in maniera graduale, con un tempo definito per accompagnare le persone, spiegare, informare. Il governo ha deciso da solo, senza ascoltarci, un'altra soluzione che ha scaricato sulle imprese e sul lavoro tutte le contraddizioni che la politica non è stata in grado di risolvere a livello di equilibri di governo, perché questa è la realtà, che non vanno divise le persone e soprattutto per evitare che entri all'interno dei posti di lavoro quella grandissima tensione che si sta registrando nel paese e nelle piazze. Al governo diciamo, insomma, ad oggi non mi pare che l'effetto di spinta alla vaccinazione sia stato particolarmente straordinario, sono ancora tantissimi questi lavoratori, bisogna certo convincerli, accompagnarli, nel frattempo però bisogna anche svelenire questo clima, allentare questa tensione e ripeto, una scelta, un segnale anche simbolico sul piano del costo dei tamponi, ad esempio, sarebbe un segnale positivo anche da questo punto di vista. Nel Vicentino questa mattina un'intera comunità, quella di Schiavon, ha dato il suo ultimo addio al proprio sindaco. In tantissimi hanno riempito la piazza della chiesa della frazione Longa di Schiavon questa mattina alle 10 per il funerale del sindaco Mirella Cogo, eletta per 3 mandati dai suoi concittadini. Mirella ha rappresentato un punto di riferimento anche per il territorio di confine di tutto quello bassanese. Quasi una trentina di sindaci e molte altre autorità civili e militari hanno voluto dare l'ultimo saluto a lei, che aveva sempre il sorriso sulle labbra e che era pronta ad ascoltare e incoraggiare chiunque avesse bisogno di sostegno e di appoggio. La sua scomparsa, avvenuta lo scorso lunedì dopo una lunga battaglia con la malattia, è stata salutata con cordoglio dal cardinale Pietro Parolin, che ha ricordato Mirella come un sindaco a servizio della sua comunità. Il rito funebre è stato celebrato dal parroco Don Luigi Chemello, che ha incentrato la sua omelia sulla gentilezza e sulla bontà autentica di Mirella. I discorsi di commiato sono stati pronunciati, oltre che dagli stimati colleghi, anche dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e dal sindaco di Pianezze, Luca Vendramin, che ha elogiato l'umanità di Mirella e la sua dote di saper accettare i consigli. Cara sindaca, grazie. Ha concluso la figlia Giulia, che dedica la sua professione di avvocato alla madre, che nonostante tutto è stata e rimarrà una moglie, una madre e un sindaco esemplare. Ci manchi così tanto. Proteggici da lassù e guidaci sempre nelle nostre scelte. Ciao mamma. Maxi rissa con violento pestaggio, un ragazzo finito all'ospedale con mascella e naso rotti. I carabinieri hanno identificato gli 8 giovanissimi responsabili di una maxi rissa avvenuta a giugno a Loria. Era bastato uno sguardo di troppo per accendere la miccia della violenza. Una maxi rissa scatenata il 6 giugno scorso all'esterno di un locale di Loria, poco dopo le 22:30, di fronte 2 gruppi contrapposti di teenager. Le urle, i calci, i pugni, tanto da spaventare i presenti nel locale e far scattare subito l'allarme ai carabinieri di Riese, che poco dopo avevano trovato a terra un 18enne studente padovano con naso e mascella fratturati. 15 giorni di prognosi per lui in ospedale a Cittadella.
Secondo la ricostruzione dei testimoni dello scontro si erano affrontati in 8, 4 per parte, 7 dileguatisi prima dell'arrivo delle pattuglie. In questi mesi i militari dell'Arma hanno lavorato per identificarli e rintracciarli. Oltre ai 3 amici dello studente, tutti della zona del Padovano, gli altri 4 giovani residenti nel Bassanese. Il più giovane ha 18 anni, il più vecchio 22. Nei loro confronti ora è scattata la denuncia per rissa e lesioni personali. Presentazione questa mattina a Palazzo Rinaldi a Treviso della 3 giorni delle penne nere trevigiane per i 100 anni dalla fondazione della sezione ANA di Treviso. Nell'ultimo fine settimana di ottobre sono attesi ben 5.000 alpini. La sezione conta ad oggi 10.500 iscritti, 8.300 sono gli alpini e 2.000 e briscola sono gli aggregati. Partecipanti, speriamo tanti, la città è capace di accogliere. Con questi numeri Treviso attende non meno di 5.000 alpini per l'ultimo fine settimana di ottobre nella serie di eventi organizzati per il centenario dalla fondazione della sezione ANA di Treviso. Sarà una 3 giorni carica di iniziative che si apriranno venerdì 29 mattina con le staffette dai Sacrari dal Grappa al Piave. Un percorso della memoria che si concluderà sabato pomeriggio in piazzale Burchiellati, da dove ripartiranno con la fanfara dei congedati della Giulia per il saluto alla bandiera e ai caduti di Piazza Vittoria. A seguire il concerto della fanfara in Piazza dei Signori, mentre dalle 20 i 7 cori sezionali si esibiranno nelle piazze cittadine fino alle 23, quando tutti si sposteranno in Piazza Borsa per il gran finale. Domenica mattina lo sfilamento partirà dalla sede della sezione di Via San Pelaio per raggiungere il Duomo e la Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele Tomasi. A seguire gli alpini si sposteranno in Piazza Vittoria per l'alzabandiera e l'onore ai caduti, per poi confluire in Piazza Borsa, dove verrà scoperta una stele ricordo per i 100 anni dalla fondazione. Treviso accoglierà gli alpini in una sorta di notte bianca con i negozi che rimarranno aperti sia sabato che domenica. E per volontà delle penne nere non ci saranno i ristori alpini a favore di ristoranti e bar. Staffette, sfilate, cori e cerimonie che Antena 3 seguirà costantemente in diretta con collegamenti con i telegiornali, ma anche con un lungo speciale alpini sia sabato sera che domenica. Appuntamento quindi venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre per i 100 anni degli alpini di Treviso, naturalmente in diretta su Antena 3. Pronti quindi anche a raccontarvi questo capitolo di storia trevigiana. A proposito della nostra programmazione vi ricordo l'intervista di questa sera al governatore Luca Zaia con Ferdinando Avarino, nostro vice direttore, a partire dalle 21:15. I temi sono quelli dell'autonomia a 4 anni esatti dal referendum, ma anche la gestione dell'emergenza Covid, il Green Pass, la crescita economica. Insomma, tanti i temi sul tavolo questa sera a partire dalle 21:15. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora dal Veneto, è quindi tutto. Le previsioni del tempo, buon proseguimento. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si fa via via più forte, dunque tempo stabile sul nostro territorio e valori termici in diminuzione per l'ingresso di correnti più asciutte e fresche da nord-est. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 23 ottobre delinea una situazione del tutto tranquilla. Avremo foschie e nebbie al mattino sulle zone di pianura, ma in dissolvimento con il passare delle ore. Altrove tanto sole e precipitazioni assenti. Temperature gradevoli, minime tra 3 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 18-19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, molte nubi con cielo anche coperto in mattinata, sarà più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, anche qui infatti avremo un ampio soleggiamento, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Moreno
Terreno tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.